Il percorso di oggi parte dal parcheggio di Piano Battaglia e ci porterà circa 400 metri più in alto verso Pizzo Carbonara. Dovrebbe essere un giro d'anello, lo vedremo alla fine. A dopo! Nel bosco qua sotto abbiamo appena visto un gruppo di daini che ovviamente sono scappati, ma è comunque bellissimo vederli in natura, liberi. Ci dovrebbe essere tanti in zona, ovviamente non sono proprio felici di vedere l'uomo, ma va bene così, li abbiamo intravisti. Ci troviamo nel bosco sotto Pizzo Scalonazzo. Il sentiero fino ad ora è stato molto semplice, diciamo niente da segnalare come difficoltà, molto ben segnato e anche abbastanza vario. Si passa da Petraia a bosco, di nuovo Pietraia, di nuovo bosco e si continua a salire. Al momento siamo a quota 1750, ci restano altri 200 metri, poco più di 200 metri di dislivello da coprire. Incontro ravvicinatissimo con due daini, uno chiaro e uno scuro, e poi ci hanno sentito e sono scappati, ma tenerissimi. Bellissimo, bellissimo. Dimenticavo. Siamo praticamente arrivati, gli ultimi 30-40 metri di slivello e siamo sulla cima di Pizzo Carbonara. A dopo!
dopo un bel po' di pausa che ci stava, anche se non è stato particolarmente faticoso per niente, abbiamo avvistato altri draini, abbiamo avvistato i daini, perché poi abbiamo fatto anche una dronata con la quale abbiamo ripreso i daini, quindi ci stava. Comunque, ora andiamo giù e vediamo da un altro percorso per completare l'anello come abbiamo detto all'inizio. A dopo! E siamo praticamente giunti al termine di questa passeggiata con questo paesaggio fantastico sullo sfondo. È stata veramente veramente bella. Piacevole. Altri 5 minuti a farla tragica e arriviamo al parcheggio si chiama Parcheggio Sentiero Pizzo Carbonara, quindi non potete sbagliare. Se volete venire a Pizzo Carbonara, questo è. Altri 5 minuti e siamo lì. Ci vediamo dopo per il saluto finale. Ciao! Ed eccoci arrivati alla fine del percorso. Noi ci abbiamo messo circa 3 ore e 40 di camminata a fare tutto l'anello, ma a dire la verità siamo andati lentissimi, soprattutto al ritorno, per cercare di non disturbare i daini, cercare di... silenzio. Esatto, silenzio tombale e molto piano per cercare di non disturbarli e magari riuscire a vederne qualcuno in più. Quindi si può fare, credo, tranquillamente in 3 ore. Totale, escluso sì. pause ovviamente. Ma in 3 ore credo si possa fare, c'è nessuna difficoltà, nessuna... No, neanche dislivello non è tanto. Dislivello è poco, insomma, consigliatissimo. Bene, per oggi è tutto, o quasi. Proveremo a farvi un contenuto extra se ce la facciamo, dobbiamo trovarlo. Okay. Se finisce qui il video non ce l'abbiamo fatta. Quindi un saluto adesso. Ciao! Ciao!